La morte della 27enne istruttrice di Bardolino sulla spiaggia di Cancún in Messico, secondo i media locali si tratterebbe di suicidio e spunta anche un video. Sono riprese questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche del 53enne pescatore di Chioggia disperso dopo lo scontro tra barche dell'altra notte, allargato il raggio delle ricerche. Incidenti sulla neve, feriti 2 trevigiani, uno a Piancavallo nel Pordenonese e l'altro in Val Soldana, i consigli della prefettura di Belluno per vacanze sicure in montagna. Forti raffiche di vento su montagne pedemontana veneta, la protezione civile regionale ha dichiarato lo stato d'attenzione fino alle 20 di domani 25 dicembre. È un 44enne del posto, il pirata della strada che venerdì sera a Campo San Piero ha travolto 2 infermiere che andavano alla festa di Natale con i colleghi, l'uomo denunciato per omissione di soccorso. Ultime ore per l'acquisto dei regali di Natale sotto l'albero dei trevigiani, soprattutto doni per i bambini e prodotti alimentari tipici per pranzi e cenoni. A Cozzuolo di Vittorio Veneto per incontrare un Babbo Natale speciale che sta consegnando 750 panettoni a bambini, anziani e disabili, alle sue spalle già 50 anni di volontariato. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca, il giallo della morte della 27enne di Bardolino, Anna Ruzzenenti. Secondo i media locali del Messico si tratterebbe di suicidio e spunta anche un video. Sentiamo. Per i media messicani potrebbe essere stato un suicidio quello di Anna Ruzzenenti, l'istruttrice di sub di 27 anni, originaria di Bardolino in provincia di Verona, morta a Playa del Carmen in circostanze al vaglio delle autorità locali. L'emittente televisiva di Cancún ha postato su YouTube il video di quando la giovane, partita 10 giorni fa, era ancora viva, seguita a vista dalle forze dell'ordine del posto. La si nota in spiaggia mentre tenta di raggiungere l'acqua. In 2 del servizio della zona federale marittimo terrestre si avvicinano per fermarla temendo un nuovo tentativo di suicidio. Perché la ragazza, secondo i media locali, aveva già provato a togliersi la vita annegandosi, venendo salvata e portata in ospedale. Ma a quel gesto non era seguito l'immediato rimpatrio della 27enne perché la ragazza avrebbe chiesto di vedere per l'ultima volta il mare dei Caraibi. Solo giovedì sarebbe dunque dovuta ripartire secondo le disposizioni delle autorità locali, ma quella stessa mattina Anna è stata trovata morta sulla spiaggia. La magistratura messicana disporrà ora l'autopsia per accertare le cause della morte. Successivamente a quel passaggio la salma potrà far rientro in patria. E sono riprese questa mattina nella laguna di Venezia le ricerche del 53enne pescatore di Chioggia disperso dopo l'incidente nautico dell'altra notte. Sentiamo al telefono, ci aggiorna Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Chioggia, non ci sono ancora novità per quanto riguarda la scomparsa del pescatore 53enne André Febo, che i vigili del fuoco con l'elicottero, la motobarca della Marittima di Venezia e il nucleo sommozzatori stanno cercando dopo lo scontro tra i 2 barchini. Il raggio delle ricerche si è allargato molto, soprattutto considerando i 2 sorvoli compiuti dall'elicottero nella zona interessata, ma finora nessuna notizia. Le ricerche sono ricominciate questa mattina, ma se non ci sarà nessun esito, ancora non è stato comunicato dalla prefettura se si continuerà anche nel giorno di Natale. Il periodo trascorso dalla scomparsa infatti sarà tale da togliere qualsiasi ragionevole speranza di un salvataggio. Anche sul fronte delle indagini ci sono ancora molte cose da chiarire. Le 2 barche coinvolte nell'incidente presentano danni in sezioni dello scafo diverse. Quella più grande, che avrebbe investito il barchino con a bordo Febo, il collega Luca Formigoni, è riuscita ad arrivare a malapena al vecchio porto di Chioggia, è danneggiata a prua, mentre l'altra mostra uno squarcio sulla fiancata. Entrambe comunque dovranno essere esaminate dagli inquirenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Sembrano anche mancare le testimonianze dei pescatori che hanno raccolto Formigoni dopo il naufragio. Lui avrebbe detto di non conoscerli e loro non l'hanno accompagnato direttamente al pronto soccorso, ma solamente fino a Chioggia. Dopodiché lui si sarebbe recato a casa, forse per tranquillizzare in qualche modo i familiari, prima di rivolgersi poi al pronto soccorso per le cure conseguenti all'ipotermia che l'aveva preso dopo essere stato sbalzato in acqua. Da Chioggia per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio.
Incidenti sulla neve, feriti 2 trevigiani, uno a Piancavallo nel Pordenonese, l'altro in Val Zoldana. I consigli della prefettura di Belluno per vacanze in montagna in sicurezza. Sentiamo. Una gita in montagna che rischia di trasformarsi in dramma per un giovane di Mota di Livenza precipitato da una trentina di metri dopo essersi lanciato con gli sci da un trampolino sulle nevi di Piancavallo. Dopo il salto appunto dal trampolino più alto dello snow park, il 25enne ha perso il controllo degli sci ed è caduto battendo violentemente la schiena sulla pista innevata. Subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Pordenone, dove è stato ricoverato per un sospetto trauma spinale. Ed in queste ore nelle quali le piste cominciano ad essere frequentate dai turisti in ferie per le vacanze di Natale, sono già diversi gli interventi di soccorso. Ieri un 51enne trevigiano è finito all'ospedale dopo essere caduto per diversi metri in un dirupo a bordo pista sul comprensorio del Civetta in Val Zoldana. L'avvallamento era ben segnalato, ma l'uomo non se n'è accorto ed è finito fuori pista riportando lesioni fortunatamente non gravi. E proprio in queste ore la prefettura di Belluno ha diffuso un volantino con tutti i consigli per una vacanza sicura sulla neve, 5 semplici regole per trascorrere in sicurezza i giorni di relax e svago sulle montagne, dal controllo dei bollettini meteo all'equipaggiamento adatto, compreso quello di sicurezza antivalanga se si va fuori pista, scegliere escursioni adatte alla propria preparazione, non strafare, informarsi sulla percorribilità dei sentieri. Alcuni potrebbero non essere praticabili a causa delle piante cadute o di smottamenti dovuti al maltempo. Tornare indietro se si dovessero avere problemi durante il percorso. Insomma, divertirsi, ma senza correre inutili rischi. E restiamo in montagna perché il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, alla luce delle previsioni meteo emesse dall'ARPAV che indicano l'arrivo di venti anche di forte intensità, ha dichiarato lo stato d'attenzione sulle zone montane e pedemontane della nostra regione. Il bollettino emesso ha validità fino alle 20 di domani, 25 dicembre, giorno di Natale. La cronaca, ancora una spaccata a Padova, ad essere preso di mira un ristorante che era già stato colpito la scorsa primavera. Sentiamo. Torna l'incubo Spaccati a Padova e, come è capitato altre volte, ad essere colpito è un esercizio pubblico che aveva già subito un furto qualche mese fa. Ad agire nottetempo in un ristorante di via Vicenza, già visitato dai ladri ad aprile, un uomo solo, armato di piede di porco. Ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale, ha sfondato una porta-finestra sul retro. Durante il colpo il ladro si è anche ferito, lasciando diverse tracce di sangue. E si è presentato spontaneamente ai carabinieri l'automobilista che venerdì sera aveva investito 2 donne a Villanova di Campo San Piero. È un 44enne del posto, il conducente dell'auto, che venerdì sera ha investito 2 donne tra via Ampezzone e via Cognaro a Villanova di Campo San Piero. L'automobilista si è presentato al comando dei carabinieri di Pionca di Vigonza, dove è stato denunciato per omissione di soccorso, gli è stata ritirata la patente e sequestrata la macchina. A rimanere vittime dell'incidente 2 infermieri attorno ai 40 anni che si stavano recando ad una cena di Natale in un ristorante. Erano state trasportate d'urgenza in ospedale, ma le loro condizioni si erano fortunatamente rivelate meno gravi del previsto. L'allarme era stato lanciato da alcune persone che si trovavano sul posto e le indagini erano in corso per rintracciare l'automobilista che si era allontanato dopo l'incidente. Grazie alle testimonianze le forze dell'ordine conoscevano modello dell'auto e parte del numero di targa. Un ragazzo di 19 anni residente a Grantorto nel Padovano è stato arrestato dalla polizia locale nord-est vicentino a Schio per uso continuato di banconote contraffatte da 50 euro e per truffa aggravata in danno ai commercianti ambulanti. Il giovane aveva scelto le bancarelle natalizie del centro storico della cittadina per mettere in atto il suo piano, andando ad una bancarella ambulante di prodotti per il benessere dove aveva acquistato
sapone per pochi euro pagandolo con una banconota da 50 per poi farsi dare il resto in contanti. Poi ha tentato la stessa truffa in un'altra bancarella. È stato uno dei commercianti ad accorgersi della banconota falsa e a dare l'allarme, grazie anche all'intervento di 2 volontari della Protezione Civile che hanno avvertito i vigili urbani. Questi ultimi hanno rintracciato quindi il giovane su un treno in partenza da Schio. Nel portafogli aveva altre 3 banconote false da 50 euro, oltre ad una somma di circa 400 euro in banconote da 20, 10 e 5 euro, presumibilmente frutto di altre truffe. Hotel Adele a Vicenza, la procura apre un'inchiesta nei guai, la cooperativa che gestisce l'hub che ospita i migranti per conto della prefettura. Già dal 2015-2016 noi come Lega avevamo denunciato la mala gestione di Via Medici, di immobili sia dell'Hotel Adele ma anche di fronte alla strada di appartamenti, e avevamo raccolto le denunce di chi abita proprio in Via Medici. Già allora la Lega aveva scritto al sindaco Achille Variati chiedendo con urgenza di verificare che le imprese non fossero collegate, e a marzo dell'anno scorso in campagna elettorale lo stesso segretario nazionale della Lega Matteo Salvini aveva fatto visita all'Hotel della Discordia. Oggi quanto denunciato allora diventa indagine. Si accendono così i riflettori della Procura di Vicenza sulle somme per l'accoglienza. La Guardia di Finanza nei giorni scorsi, su ordine del Tribunale, ha operato una serie di perquisizioni miranti a far luce proprio sui fondi che la cooperativa, che ha in gestione quello che ormai per tutti è l'hub cittadino di migranti, ha ricevuto dallo Stato, sequestrati dagli uomini delle Fiamme Gialle documenti, computer e smartphone. Ci aspettiamo che venga a galla quello che noi avevamo denunciato, cioè il collegamento di fatto tra imprese che avevano partecipato allo stesso bando emanato dalla Prefettura di Vicenza. Nel mirino dell'inchiesta il bando pubblicato dalla Prefettura di Vicenza per l'assistenza e l'accoglienza dei richiedenti asilo dal 1 ottobre al 30 settembre 2019, 74 milioni per 2 anni, bando al quale avevano partecipato tra le altre le cooperative Aurora e la Tourist Hotel SRL. Il sospetto degli inquirenti è che i soldi percepiti in realtà venissero, diciamo così, dirottati ad altre società. L'ipotesi che si apre è che la cooperativa in realtà sia stata costituita apposta e che tramite questa venisse chiesta la liquidazione di importi per l'accoglienza a cui la società non aveva diritto. 5 al momento le persone iscritte nel registro degli indagati con l'ipotesi di reati di tentata truffa e turbata libertà degli incanti. Al di là dell'inchiesta della magistratura, per la Lega l'obiettivo però è uno solo. L'obiettivo è chiudere l'Hotel Adele, chiudere un hub che non è un hotel ma di fatto è appunto un luogo dove vengono accolti i richiedenti asilo, e l'obiettivo è anche indagare in quelle coop, quelle cooperative che fino ad oggi hanno lucrato e hanno fatto business sul tema dei richiedenti asilo. Sarà il destino di Via Anelli a caratterizzare gli ultimi giorni di lavori del 2018 a Padova. Il sindaco si sbilancia, dice ultimi edifici verranno abbattuti in primavera. Sentiamo. 2019 è l'anno di Via Anelli. Sì, do per contato, neanche mi sogno che non sia. Io penso che in primavera avremo oltre all'acquisizione anche abbattuto tutta Via Anelli. Ruspe entro la primavera in Via Anelli. È l'impegno che il sindaco Giordani si assume con tutta la città. L'abbattimento delle palazzine dell'ex complesso Serenissima, simbolo di spaccio, violenza e degrado, sono al centro di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana inserito in un gioco a incastro. Nuova questura in Via Anelli, ex caserma Prandina al Comune. Il 28 dicembre la Giunta voterà la dichiarazione di progetto di pubblica utilità, dando il via alla procedura di esproprio, coinvolti piccoli proprietari ma anche l'Ater. Non è un gesto di inimicizia, è la legge che mi obbliga a fare questo. Mi spiego meglio. Quando facciamo un esproprio non possiamo fare figli e figliastri, devono andarci in mezzo tutti. Ho parlato con l'assessore Lazzarin, ho detto guarda, questo non è un gesto di inimicizia, è che devo farlo. Per cui dopo le vacanze terrò Brema per sistemare anche la faccenda, chiarirci, fare un tavolo tecnico. 27.000 euro il valore dell'appartamento, 3.000 euro il garage, questo stabilisce il demanio e questo il Comune accantonerà per ogni appartamento espropriato. Sulla strada dell'abbattimento un problema concreto, 2 cabine Enel sotterranee che servono tutto il quartiere. Ho parlato l'altro ieri con l'Enel, bisogna che noi le spostiamo, le costruiamo noi a nostre spese,
per cui faremo questo per portare via un po' di tempo. Obiettivamente non sono centrali solo per Vianelli, è solo del quartiere, per cui ovviamente non possiamo mica togliere l'energia elettrica al quartiere. Delle spese si farà carico il Comune, spiega il sindaco, che indica gli obiettivi: in autunno consegnare l'area bonificata al demanio per la questura e concentrarsi sul progetto Prandina Corso Milano. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo ora la pagina dedicata al Natale con un tuffo nell'ultimo giorno di acquisti e compere per i trevigiani alle prese con i regali. Ad andare per la maggiore piccoli pensierini con un boom del settore alimentare. Come sta andando lo shopping di Natale? Lo shopping di Natale niente di eccezionale, tutto tranquillo. Su cosa ha puntato quest'anno? Ma diciamo sul risparmio decisamente. Pensano solo ai regali e non alla festa di Natale, che c'è, bello anche quella, ma insomma c'è l'euforia dei regali. Ah, mi hanno fatto i regali, anch'io devo fare il regalo a loro perché devo corrispondere. Insomma. Spendo troppo, non ci sono soldi, ma i soldi ci sono per le feste. Bene, poche cose, libri, caffè, cose utili e non di grandissima spesa. Come ha trovato i prezzi quest'anno? Mi sembra simile all'anno scorso, niente di più. Cosa sta comprando la gente in termini di regali? Perché pare che l'alimentare vada quest'anno. Allora, diciamo che tendenzialmente l'alimentare va sempre, diciamo che stanno più attenti alle quantità e alla qualità, non è che si riduce molto lo spreco. Come sta andando? Bene, tanta gente per fortuna per gli esercenti, ma un po' difficile in questa mattinata fare un po' di shopping con calma. Ha trovato quello che voleva? Sì, devo dire di sì. Su cosa punterà questo Natale? Ma penso un po' sull'abbigliamento, su cose utili, oltre ai giocattoli, perché comunque qualche giocattolo o dolciume ci vuole. Guardi, sono i regali che mi hanno fatto i miei compagni di classe. Sei soddisfatto? Sì, molto molto. Su cosa speravi ti portasse Babbo Natale? Un po' di soldi, sì. Shopping di Natale. No. Cosa avete puntato? Profumeria. Soprattutto sui vestiti e libri, tantissimi libri. E che libri? Su che genere? Di tutto, perché ho varie fasce di età, bambini, adulti, anziani, e quindi ho fatto un po' di tutto. Ora devo scappare che devo comprare il resto. Grazie. Ora a Cozzuolo di Vittorio Veneto per incontrare un Babbo Natale speciale che sta consegnando in questi giorni 750 panettoni a bambini, anziani e disabili. Alle sue spalle già 50 anni di volontariato. Oggi Babbo Natale va a visitare i bambini meno fortunati a Cozzuolo, la scuola dove c'è la cooperativa Terra Fertile. Babbo Natale in visita agli ospiti della cooperativa di Vittorio Veneto che accoglie giovani e adulti con disabilità di differenti gravità. Il suo cammino parte non a caso dalla chiesetta della piccola frazione pedemontana di Cozzuolo. Lui è Luigi Dorigo, già anima dei carnevali di Marca, veste l'abito del più amato dai bambini, Babbo Natale, un Babbo Natale che visita per primi coloro che le feste non possono viverle come gli altri, ma anche gli operatori che seguono e accompagnano ogni giorno queste persone con professionalità, umanità e dedizione. Nel paniere un piccolo dono, ciò che ha davvero valore per i destinatari di questa visita è la presenza e l'affetto dimostrato a ciascuno. In decenni noi facciamo questa manifestazione per aiutare e portare un sorriso a questi bambini che sono meno fortunati. Un bacio per ciascuno di loro. Io bacio tutti i bambini sulla testa perché per me sono degli angeli mandati da Dio in terra. Questa è sono le parole fatte da Papa Luciani nell'anniversario del 58 dell'inaugurazione del piccolo rifugio di Vittorio Veneto.
Ed ora per la nostra rubrica dedicata ai presepi vediamo la mostra che è stata allestita nell'atrio del municipio di Mestre. Abbiamo inaugurato questa mostra stupenda, ovviamente la mia grande soddisfazione mia, del sindaco Brugnaro e dell'assessore Mare, è che siamo alla 4ª edizione. E viviamo momenti in cui parlare di presepio sembra quasi difficile, invece noi ci crediamo fortemente, è uno degli elementi fondanti della nostra cristianità e portarlo per la 4ª volta qui in municipio di Mestre è per noi un grande vanto. E se anche voi volete partecipare con la vostra natività alla rubrica dedicata ai presepi, potete farlo contattandoci ai numeri che vedete in sovraimpressione, 0422 02 308 98 per lasciare un messaggio alla segreteria telefonica, 351 1755 340 per un messaggio WhatsApp o un SMS, e ancora redazione @antena3.it se volete mandare una mail. Natale 2018, il tuo presepe. Ed ora vi ricordo l'appuntamento con 20:10, questa sera subito dopo i telegiornali, in studio con Nicola Zanetti, Remo Sernagiotto, europarlamentare dei Conservatori e Riformisti, e Giancarlo Scottà, europarlamentare della Lega. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci e buon pomeriggio. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Vigilia di Natale con tempo stabile, ma sarà una giornata piuttosto grigia. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto ovunque, tuttavia al mattino avremo nubi basse, foschie e nebbie un po' su tutte le pianure e sulle vallate alpine. Col passare delle ore tenderanno a dissolversi e non mancherà anche qualche spazio più soleggiato. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime comprese invece tra 5 e 8 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Qui il tempo sarà in prevalenza buono, anche se non si esclude al primo mattino qualche debole piovasco sul Triestino. Altrove invece sarà per lo più soleggiato e il cielo risulterà poco o parzialmente nuvoloso un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 4 e 8 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 8 e 10 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, dove invece a prevalere sarà il sole. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono previste piogge, ma saranno possibili locali nevicate a bassa quota sui confini alpini. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi. Valori massimi compresi invece tra 7 e 12 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.